Un cordiale saluto a tutti voi, carissimi amici radioascoltatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Qui AVM, la rubrica che vuole dare spazio ai protagonisti della nostra associazione. Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi direttamente dal Brasile, siamo nella Serra Gaúcha Nova Prata, la famiglia Benvenu, vedete qui al centro perché ci sta guardando anche da Facebook o YouTube, del Vige Marcusso Benvenu con i suoi figli Anna Maria e Davi Riccardo. Benvenuti! Grazie. Per voi è la prima volta qui in provincia di Belluno o siete già stati? Io sono stata a 2017. Ho conosciuto Belluno e Taibon Gordino. Sì. E il fratello invece? In questa regione è la prima volta. E la mamma? La prima volta. La prima volta anche della mamma. E il vostro avo che è partito era quindi il nonno di suo marito? Il nonno, sì, del mio papà, Era- che è partito era- d'Italia. Giuseppe Benvenu. E che cosa vi raccontava, insomma, di questo legame con l'Italia, il Veneto e soprattutto la provincia di Belluno e il comune di Taibon a Gordino, vero? Perché il vostro legame con la provincia di Belluno è appunto Taibon. Sì, gli parlai tanto perché gli aveva tanti fradei, il conigo João, il Monsignor ancora, il Monsignor João Benvenu, che aveva tanti fradei, Agostinho, David, e Paolo, e quel Sisto, che aveva tanti fradei, e una sorella Mariazinha. Tanti fratelli, e poi ha parlato di una persona importante, Monsignor João Benvenu, che è prossimo, insomma, speriamo alla beatificazione, vero? Sì, Quindi avremo, per quanto riguarda la provincia di Belluno, un beato che è Papa Luciani, ma ci auguriamo che anche in Brasile possa arrivare anche la beatificazione di Monsignor João Benvenu. E voi avete sempre comunicato anche attraverso il famoso Taglian, questa forma di dialetto. si parla un poco, né? Misturato. Ma lo avete mantenuto? I figli, voi lo parlate il italiano? Dopo, come si sa anche qua in Italia, gli anni sono cambiati e dal dialetto si parla più la lingua italiana. Com'è adesso? Qual è la situazione? Questo Taglian si parla ancora o sono un po' cambiati i tempi? In Brasile oggi la nostra generazione non parla tanto più l'italiano dialetto. Noi sì, un tanto perché la mamma e il papà parlavano in nostra casa. Allora noi sì manteniamo un po' del dialetto, ma oggi i giovani non parlano tanto più il dialetto. E Sì. la lingua è un po' cambiata, ma le tradizioni invece, tipo i piatti tipici, che cosa mangiate che ha un legame con l'Italia? Sì, c'è Sì. tanti mangiare. Sì. Mamma, che cosa? Mamma, raccontaci un po'. Sì. Che fanno Anche di in manhã. italiano, tranquilla. Agnolini che si dice, non so, agnolini sì, si sì. fa tanto, grostoli, pastei, e dopo boli, torte, pane grandi così. Fatto tutto in casa, quindi. Polenta La non che polenta manca che mai. ovviamente non può mancare, la Il polenta. formaggio, il salame, abbiamo un poco di tutto. La mia mamma Prego, Anna Maria. vive oggi a San Domingos do Sul, Diz que che é è, fantástico. che è la città che lei sempre ha vivuto, lei con mio papà, San Domingos do Sul. E voi invece dove vivete? E io vivo a Guaporé, che è vicino a San Sì. Domingos, il mio fratello. Io vivo all'estado di Santa Catarina, vicino a Florianopolis. Vicino a la famosa Florianopoli, Sì. insomma, a livello Sì. turistico è molto conosciuta, insomma. Sì, e allora nella città della mia mamma ancora si mantiene molto la tradizione dei mangiari italiani, come la pasta, la polenta tanto, salame, il vino, la uva, come un todo. Sì, molto. Si mantiene troppo la tradizione italiana. E mi Sì, era prego. fotografa. Ah, sì? Sì. Ah, Era fotografa della città mia, Egidio Meomo, che era sobrinho del conigo João, Monsignor ho João. capito. E allora- Quindi avete tante fotografie? Sì, allora la ultima foto del conigo sono stata a mi battere. Ma tu pensi. Tutte le foto, anche la ultima. Ma è questa tua passione per la fotografia? Da dove è nata questa tua passione? Desde pequenina a mim me piaceva le foto e non mai battesso neanche una. Pensa. Di piccola, sì, Di e dopo ha piccoline fatto dopo, il corso, ovviamente, perché sì. è così. Dopo Dai. che batteva tutti. Ma dimmi un po',
com'è stata questa tua prima esperienza in Italia, in Veneto? Siete stati anche a Taibon, a Gordino, o dovete andarci? Andremo dopo il pranzo. Ah, Sì. mi piace tanto. Ben bello qua. Da. Pensavo differente, ma è ben bello, le case belle, tutte E compagne. cosa pensavi di differente prima di venire? È che là dove viviamo che tante case di madeira, Di pietra? No, No. No? di legno. Ah, di legno, di Legno. legno, giusto, giusto. E allora quello che è bello perché le tutte di materiale si dice, Di, né? Di pietra, 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 legno, simile, Perché è insomma. ben belle, tutto bello. Caspita. E voi il tuo primo impatto di te figlio invece è stato simile a quello di tua mamma? È la prima volta anche per te, no? No, prima volta in Belluno. Ah, prima volta in Belluno, ho Italia capito. sono stato 3 volte e questa volta portare insieme la mamma per conoscere Roma. Giusto, la capitale. Venezia, siete stati a Venezia? No, Venezia no, Ancora no. Cassia, Assis, Sì. Padua, Sant'Antonio e qui Belluno. Che Sant'Antonio, Florianopolis, sbaglio o siete devoti anche al santo di Padova, no? Sì, c'è una villa. Mi sono zeladora dei calendari antoniani Ah, ho capito. da quasi 50 anni. Sì. Zeladora, vendo a tanti in coma. Anticamente vende anche 400 Tu calendari. pensa, guarda. Adesso che tanta gente che vende, né? Ma che ne vende tanti là. Ah, Sì. prego Anna Maria. Perché la nostra famiglia, con l'esempio del coniuge Giovanni Benvenu, è stata una famiglia troppo cattolica, da fede. Il mio papà e la mia mamma erano persone che partecipavano a fianco delle cose della Chiesa. Sì, E con questi tutti i ricordi è stata la intenzione del viaggio, portare la mamma per conoscere i santi più conosciuti di più di fede della mamma, Ah, beh, sì. e anche vedere a Belluno e Taibon per vedere le origini. le origini, la tua terra. Sì, e anche la chiesa di Belluno, che c'è il quadro del coniuge Giovanni Benvenu, che è tanto Assolutamente. importante per la nostra famiglia, per la nostra città, tutto il processo della beatificazione. Quanto rimarrete qui ancora? Solo oggi nella città Sì. dormiremo qui a Belluno e domani partiremo a Trino, che abbiamo un nipote Ah, ho capito. che vive a Trino. Quindi Allora avete un modo di andremo. incontrare questi parenti, insomma, che avete sempre qui, insomma. Sì. E questi parenti sono venuti a trovarvi in Brasile o ancora no? Come? Scusa. Cioè, voi andrete a trovare questi parenti, no? Sì. Siete venuti in Italia. Loro sono mai venuti in Brasile invece a trovarvi? No, quel parente che c'è qui Sì? È un brasiliano. È Ah, è un brasiliano, ho Nostro capito. nipote. Nostro nipote. Vostro nipote, ho capito, sì. E avete invece l'obiettivo di trovare questi parenti, diciamo, distanti, insomma, avete dei contatti No, Niente. niente. Di altri che vivono qui, che magari sono parenti del vostro trisnonno che era partito alla fine dell'Ottocento. Non avete contatti? Non avevo contatto, ma si piacerebbe tanto. L'obiettivo è questo, Sì, insomma, dai. Sì. Beh, noi ce lo auguriamo, ringraziamo anche Davino Contini che ci aveva Sì, anticipato appunto della sì. vostra piacevole visita qui da noi nella sede dell'Associazione Bellunesi del Mondo, che è la vostra sede. Avrete modo anche adesso, terminata questa intervista, di incontrare il nostro presidente Oscar De Bona, che è già Sì, stato anche ovviamente in Brasile. a Nova Prata. Lui ormai è di casa, insomma, Sì. in Brasile almeno una volta all'anno è presente. Noi vi ringraziamo tanto vostra mamma, siamo contenti che grazie a voi anche per averle fatto questo regalo, insomma, di venire a riscoprire proprio la terra dei suoi avi, anche con questa devozione anche ai principali santi, che insomma magari fate un salto anche, visto che Taibon è vicino a Canale d'Agordo, magari andate anche a Canale d'Agordo, dove c'è questo museo dedicato a Papa Luciani, il Beato Papa Luciani, che in macchina in mezz'oretta da Taibon raggiungete questo comune, che c'è un museo molto interessante dedicato appunto al Beato Papa Luciani.
Quest'anno poi è l'anno del turismo delle radici. Questo obiettivo, questo progetto del Ministero degli Esteri, che ha l'obiettivo di promuovere il territorio italiano, soprattutto nei piccoli borghi, attraverso i discendenti italiani. Voi siete un esempio diretto di questo turismo di nicchia, ma che può essere anche qualcosa in più di queste persone che vengono a riscoprire la terra da dove sono partiti i propri avi. Anche questo nei 150 anni dell'immigrazione italiana nella vostra terra. Quindi ringraziamo voi, vi ringraziamo tanto di essere venuti qui da noi, grazie per questa piacevole chiacchierata. Se volete lanciare un saluto a tutti i bellunesi che in questo momento ci stanno ascoltando in giro per il mondo, il microfono è vostro. Prego. Certo. È stato un piacere essere qui e grazie per ricevere noi qui. E un abbraccio a tutti. Un abbraccio a tutti. Grazie. Grazie. Grazie mille a voi, termina questa piacevole chiacchierata all'interno della rubrica qui a BM. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, ci rivedremo la prossima settimana con altri protagonisti, ovviamente tutti bellunesi, dalla prima alla quinta generazione. Viva Belluno e in questo caso viva il Brasile e i nostri belli e piacevoli discendenti. Grazie ancora. Grazie.